Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi parliamo di politica, la facciamo in compagnia del collega amico Giuseppe Meloni, giornalista dell'Unione Sarda. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Fabrizio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, con Giuseppe tanti temi sul tavolo perché il 25 settembre scorso si sono svolte le elezioni politiche, un cambio, potremmo dire, radicale deciso dagli elettori per quanto riguarda la futura guida del paese, a trazione Fratelli d'Italia che ha avuto un grande exploit a livello nazionale e anche in Sardegna, con tanti temi sul tavolo anche per quanto riguarda le ripercussioni che potrebbero avere nell'isola. Inizio subito per chiedere a Giuseppe se queste elezioni le ha vinte il centrodestra, appunto in particolare Giorgia Meloni, comunque Fratelli d'Italia, oppure le ha perse il centrosinistra andando comunque in maniera frammentaria e separata con una legge elettorale che di fatto dava la possibilità di vittoria solo in caso di coalizione. Ma guarda, sarebbe naturale dirti che sono vere entrambe le cose, però tra le due io direi che soprattutto ha vinto il centrodestra, anzi ha vinto Fratelli d'Italia, perché non c'è dubbio che ha avuto una crescita talmente forte da, sì, certo, erodere il consenso dei suoi stessi alleati, però rubarne anche ad altre forze politiche, penso in particolare a chi 5 anni fa aveva votato 5 Stelle, che era più o meno un elettore italiano su 3 e ancora di più in Sardegna. E poi certo, non c'è dubbio, il centrosinistra o comunque tutte le forze alternative al centrodestra hanno compiuto degli errori non interpretando bene la legge elettorale e non coalizzandosi. Però insomma direi che soprattutto c'è stata una netta avanzata del partito di Giorgia Meloni. A livello nazionale, dicevamo quindi, Giorgia Meloni, di fatto la leadership di Fratelli d'Italia ha avuto sicuramente un grande risalto. Lo ha avuto secondo te più per il discorso legato al fatto di essere stata coerente in 10 anni, sempre all'opposizione, indipendentemente, oppure alla voglia di novità che il Paese ha reclamato a gran voce? Anche qui verrebbe da dire entrambe le cose, nel senso che indubbiamente c'è una domanda di alternativa che di volta in volta si sposta, che proviene da un elettorato sempre più mobile e liquido e che di volta in volta si sposta. 5 anni fa aveva privilegiato i 5 Stelle e nel corso di questi anni sembrava spostarsi sulla Lega, che in un certo momento era data dai sondaggi vicino al 30%, tanto che Salvini ha provato in tutti i modi di farci andare al voto anticipato, ma non ci è riuscito, e nel frattempo il consenso della Lega è diminuito ed è salito invece quello di Fratelli d'Italia. Sicuramente Giorgia Meloni ha capitalizzato il fatto di essere l'unica vera opposizione al governo Draghi e comunque ha pagato senza dubbio anche la sua coerenza. Non ha avuto neanche bisogno di fare proposte stravaganti o di promettere la luna per avere tutto questo consenso. Intanto inizia già il Toto Ministri, ovviamente si vociferano tanti nomi. Quello che sorprende è per quanto riguarda il Toto Ministri, poi ovviamente stiamo parlando sempre solo di ipotesi, è da una parte lo scarno numero di donne che sta emergendo, come sempre la maggior parte di futuri ministri e sottosegretari sono spesso uomini e questo mi sembra un po' strano considerando che sarà eventualmente la Presidente del Consiglio donna, la prima in Italia in assoluto. E il secondo elemento è che pochi sardi, anzi forse proprio ieri o comunque in questi giorni sono usciti fuori il nome di Ugo Capellacci, di Pietro Pittalis, così però en passant, non proprio non di Fratelli d'Italia ad esempio. Io credo che in questo momento, e naturalmente spero di sbagliarmi, non ci siano le condizioni per avere un ministro sardo, potrebbe esserci qualche sottosegretario. Poi naturalmente potremmo discutere di quanto questo possa essere importante o meno per la Sardegna, nel senso che non è che in passato avere più ministri abbia portato chissà quali vantaggi all'isola, quindi però ecco, non vedo in questo momento la possibilità che un sardo entri nel governo in un ruolo di primo piano. Lo vedremo
più in là, il 13 ottobre saranno convocate le Camere, saranno eletti i presidenti delle Camere, quindi potranno partire le consultazioni del presidente Mattarella e poi quindi darà l'incarico presumibilmente a Giorgia Meloni. Ci vorrà ancora qualche giorno per sapere questa cosa. Per quanto riguarda la questione delle donne, sono totalmente d'accordo, come al solito. La rappresentanza femminile in politica non è adeguata a quello che invece la componente femminile rappresenta nella società, però effettivamente c'è la grande novità, ci dovrebbe essere naturalmente, ancora il governo non è formato, però ci dovrebbe essere la grande novità della prima Presidente del Consiglio donna. L'Italia ci arriva con discreto ritardo rispetto a vari altri paesi, però questo sicuramente è un fattore positivo. Io noto per esempio che negli eletti di quasi tutte le liste prevalgono gli uomini, anche se la legge elettorale prescriveva l'alternanza di genere nelle liste e nella distribuzione dei collegi. Cosa significa? Che i partiti hanno attribuito prevalentemente i posti da capolista e i collegi più sicuri agli uomini. Magari hanno necessariamente diviso 50-50 i posti, però per esempio le liste che può essere il caso del Senato in Sardegna, si sapeva che avevano qualche speranza di seggio soltanto i capilista e chiaramente se in quel caso tu metti un uomo stai scegliendo direttamente chi sarà il senatore o il deputato della circostanza. Anche in questo caso devo dire in Sardegna Fratelli d'Italia si è distinta perché invece ha candidato la propria coordinatrice regionale Antonella Zedda, che è stata eletta. Come leggere il risultato nazionale per quanto riguarda poi in Sardegna? Perché abbiamo detto che bene o male nell'isola il trend è stato quello che si sta vedendo a livello nazionale, con dei qualche distinguo. Potrebbe essere l'esempio di Cagliari, no? Dove di fatto Cagliari città, dove di fatto il centro-sinistra, il PD in particolare, in termini di consensi ha superato il centrodestra. Lo leggi come una conferma dell'elettorato nei confronti della giunta regionale? Lo leggi Cagliari come un'eventuale bocciatura nei confronti del sindaco? Oppure sono dinamiche completamente slegate? Sì, non sono automaticamente leggibili secondo me come bocciature o promozioni di chi è al governo, anche se naturalmente sono dei segnali importanti. Mi spiego con un esempio: il consenso dei 5 Stelle tradizionalmente è massimo alle elezioni politiche, poi alle regionali, alle comunali, dappertutto in tutta Italia, non in Sardegna, cala, tanto che ogni volta diciamo è la fine dei 5 Stelle e poi si riprendono alle politiche. Per carità, anche a queste politiche hanno preso meno della metà dei voti della volta scorsa, però esistono ancora, i 5 Stelle sono forti, in Sardegna hanno preso quasi il 22%. E ricordo, per quanto riguarda la città di Cagliari che tu hai citato, che comunque il sindaco Truzzo aveva vinto sì al primo turno, ma con un distacco abbastanza contenuto rispetto alla sua principale avversaria, che era Francesca Ghirra, anche perché in quella circostanza non c'erano molte terze vie di particolare forza. Quindi non è che a Cagliari il centro-sinistra o le forze che si oppongono alla giunta Truzzu partisse da una situazione estremamente negativa, quindi non è tanto sorprendente quello che abbiamo registrato nella città di Cagliari. Sicuramente è un po' un segnale anche per il sindaco Truzzu. È evidente che magari qualche consenso potrebbe averlo perso per strada, però non significa automaticamente che se domani si vota per il sindaco di Cagliari finisce in quel modo. Hai toccato un tema importante che è quello del Movimento 5 Stelle, che di qualche modo, a seconda di come la si lega, o è stato un ottimo risultato, considerando che fino a qualche mese fa c'era chi, non faccio nomi, comunque ne citava o comunque ne declamava il De Profundis, con percentuali quasi da prefisso telefonico, e ad oggi invece rappresenta forse il vero e proprio terzo polo, viste le percentuali raggiunte, non certo perché si chiami terzo polo. Ecco,
in Sardegna in qualche modo continua ad essere un po' altalenante, a seconda della competizione elettorale e a seconda forse anche dei candidati messi in pista. Tu pensi che nell'isola possano davvero rappresentare la vera novità delle future elezioni regionali? Si parla tanto di un campo largo in Sardegna con la possibile candidatura di presidenza della regione addirittura appannaggio dei 5 Stelle, queste notizie di questi giorni. Sì, se ne è parlato nelle prime ore dello scrutinio regionale, chiaramente dello scrutinio delle politiche, ma per quanto riguarda i risultati in Sardegna, perché si è visto che in Sardegna appunto il Movimento 5 Stelle ha superato il PD, per cui se un domani si dovesse confermare l'alleanza tra centrosinistra e 5 Stelle per le regionali sarde, sicuramente i 5 Stelle potrebbero legittimamente avanzare l'idea di esprimere da parte loro il candidato o la candidata alla presidenza della regione. E poi ci sono un paio di considerazioni da fare. La prima, appunto, è quella che dicevo poco fa, cioè che il 22% dei 5 Stelle alle politiche presumibilmente non significa altrettanto in un'elezione di tipo regionale. E poi che, come già qualche esponente del PD ha detto, a urne ancora aperte, o meglio a scrutinio ancora aperto, ci sono anche delle ipotesi, per esempio, di elezioni primarie. Bisogna vedere se le alleanze per le regionali si dovessero decidere oggi. Sicuramente, essendoci ancora ai vertici nazionali del PD e dei 5 Stelle i leader, Letta e Conte, che si sono aspramente divisi nella campagna elettorale, in questo momento probabilmente dal vertice nazionale dei 5 Stelle non verrebbe un via libera a un'alleanza in Sardegna. Però nel frattempo le cose cambieranno, ci sarà un congresso del PD, ci saranno delle evoluzioni anche nazionali e al momento in Sardegna le forze d'opposizione in Consiglio regionale, quindi il centro-sinistra e i 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle, fanno opposizione insieme, realizzano iniziative insieme e dicono di voler confermare un'alleanza in vista appunto delle regionali del 2024. Quindi se tutto questo sarà confermato, appunto anche i 5 Stelle potranno legittimamente avanzare una propria candidatura e discutere, poi vedremo. Aggiungo anche perché c'è la questione segreteria regionale del PD che è ancora tutta molto, molto fumosa, visto che si trascina avanti da circa un annetto. Esatto. Senti Giuseppe, per quanto riguarda invece il centrodestra, le elezioni politiche abbiamo detto che hanno ridato l'Infa, hanno dato forse un nuovo assetto per quanto riguarda anche gli equilibri in Sardegna, le ripercussioni. Sappiamo benissimo che ovviamente ci sono potremmo dire delle spinte, sia da parte di Fratelli d'Italia, forti del bel risultato alle politiche, e poi diciamo così c'è l'idea di un cosiddetto rimpasto a livello regionale. Se ne è parlato e se ne parla tutt'oggi. Al momento, per certo, abbiamo un rinvio in qualche modo da parte del presidente Solinas. Secondo te si arriverà a un vero rimpasto, sarà un rimpastino oppure un modo semplicemente per tirare, diciamo, le fila, fare un po' i conti? Qualche sostituzione sarà necessaria perché un assessore si è dimesso prima del voto, Giorgio Todde ai trasporti, lasciando anche il suo partito, la Lega, proprio in polemica col suo partito, e poi Gianni Lampis, responsabile dell'ambiente, è stato eletto al Parlamento e quindi qualche sostituzione ci dovrà essere. Però il presidente Solinas ha parlato di azzeramento delle deleghe. Allora, cosa vuol dire azzeramento delle deleghe? Che cambiano tutti gli assessori? No, significa che ci sarà un momento in cui formalmente il presidente ritira le deleghe a tutti e poi le ridistribuisce magari ad alcuni La conferma. le stesse, lo stesso posto in giunta. Rimpastino oppure valzer di poltrone generale? Io credo che ci saranno molte conferme. Di questo rimpasto si sta parlando forse da un anno e la verifica è stata aperta ufficialmente a marzo. Poi varie vicende hanno determinato dei rinvii, compreso adesso appunto la campagna elettorale per le politiche,
però ormai non si può più aspettare. In realtà c'è stato un nuovo rinvio perché gli stati generali del centrodestra sono stati convocati per il 20 e 21 di questo mese, quindi ancora qualche giorno di pazienza e poi vedremo. Credo che alla fine però il governatore abbia intenzione di fare qualche sostituzione, non semplicemente di integrare quelle 2 caselle mancanti di cui parlavo, però ci saranno anche in prevalenza delle conferme. Anche perché leggendo i dati e leggendo soprattutto chi come te è esperto di politica, in qualche modo anche io leggo un po' dietro le dichiarazioni del presidente Solinas sul discorso dei numeri. Faremo un azzeramento di giunta e un rimpasto sulla base dei dati del 2019, quindi non sulla base delle politiche. Ciò vuol dire che gli equilibri all'interno della giunta dovrebbero rispecchiare quelli del Consiglio regionale. Ecco, sì, appunto, quelli del Consiglio regionale, perché in realtà Solinas non ha detto che sarà fatto sulla base delle percentuali del 2019, ma sulla consistenza dei gruppi in Consiglio regionale attuale. Questo cosa significa? Significa che la Lega a inizio legislatura aveva 8 consiglieri regionali, ne ha perso 3, insomma, potrebbe adesso... dobbiamo verificare, insomma, Dario Giagoni va in Parlamento, verrà sostituito, quindi vediamo se chi lo sostituirà aderirà al gruppo della Lega, come dovrebbe essere, essendo eletto nella lista della Lega, e insomma questo in teoria dovrebbe preludere a un cambiamento nelle posizioni della Lega, che attualmente esprime il Presidente del Consiglio regionale e 3 assessori. Quindi credo che appunto questo possa incidere. Di sicuro Solinas ha detto non possiamo basarci sulle percentuali delle politiche, perché sennò allora dovremmo dare buona parte degli assessorati a Fratelli d'Italia. Mi risulta peraltro che Fratelli d'Italia responsabilmente a livello regionale non sia andata all'indomani delle politiche a dire adesso noi abbiamo una percentuale molto maggiore, dacci più assessori, cosa che naturalmente metterebbe in forte difficoltà il presidente. Questo non l'ha fatto, penso che sia un comportamento ragionevole, perché insomma il centrodestra che governa ha più di un problema. Qui in Sardegna in questo momento gestire una situazione di quel tipo non sarebbe il miglior viatico per fare qualcosa di buono nell'ultima parte della legislatura. Anche perché Giuseppe, abbiamo parlato di regione, ma a livello territoriale potrei fare l'esempio di Cagliari, di Selargius, che si è appena insediata e un consigliere comunale è passato dall'UDC al gruppo misto, un altro consigliere comunale a Oristano, insomma ci sono un po' di scosse telluriche, che comunque politiche ovviamente, che rischiano anche di minare poi i rapporti, no? Si parte dai comuni, il segnale al comune affinché arrivi dalle parti di via Roma, ecco, quindi credo che in questo momento sia un fermi tutti in attesa di verifica. Anche perché manca in questo momento nel centrodestra un fattore di grande stabilizzazione che non ci sarà più, si chiamava Giorgio Oppi, Giorgio. perché poi la valutazione politica dell'operato dell'UDC e del suo leader regionale storico poi è un'altra questione, però indubbiamente un uomo di tale potere, esperienza, se vogliamo anche sangue freddo nella gestione di certe questioni e dei rapporti tra partiti, era fondamentale per il centrodestra e in particolare anche per il presidente Solinas per appunto per gestire le dinamiche di una coalizione che non sono mai facili. E ricordiamo tra l'altro che una delle ragioni che motivavano il rimpasto inizialmente era proprio che la componente centrista in Consiglio regionale si era notevolmente allargata rispetto all'inizio e quindi si riteneva che dovesse esprimere un secondo assessore oltre a quello che già esprime, cioè Andrea Biancareddu. Questo vuoto, diciamo, perché nessuno, non è colpa di nessuno, ma non si può sostituire Giorgio Oppi proprio come figura, come peso nella politica sarda. E questo è un po' un problema per il centrodestra, perché
rende meno controllabili certe dinamiche, è più difficile domare alcune spinte centrifughe. È un effetto che ancora non è stato approfondito, però penso che si faccia sentire. Giuseppe, siamo in chiusura, così poi ti lascio i tuoi impegni al giornale. Ti chiedo, manca 1 anno e mezzo alla fine della legislatura. Ovviamente si faranno tanti calcoli politici e non su quello che sarà la cosiddetta spinta, si parla tanto di ridare impulso, quello che cosa ci dobbiamo aspettare in questo ultimo anno e mezzo, sia ovviamente dalla maggioranza, sia dall'opposizione? Io purtroppo temo che non ci si possa aspettare molto, perché manca 1 anno e mezzo teorico dalle regionali che si dovrebbero celebrare nel febbraio del 2024, ma di fatto la legislatura finirà molto prima, perché tra 1 anno, in questo periodo, saremo già in preparazione di liste, scelta di candidati, sarà di fatto già una campagna elettorale, forse siamo già nella campagna elettorale per le regionali. Quindi è vero che anche alla fine del 2023 la maggioranza, se si impegna, magari potrebbe riuscire a fare l'ultima finanziaria e quindi fare qualche scelta di rilievo. Però di fatto, insomma, a giugno prossimo la legislatura sarà nella sostanza finita. Non so che cosa si riesca a fare da qui ad ora, se non appunto 1 o 2 leggi finanziarie che potranno servire magari a indirizzare qualche risorsa. Si parla per esempio dall'inizio della legislatura di una nuova legge urbanistica che ancora non è stata definita dalla Giunta, quindi non ha neppure iniziato il percorso consiliare. Sappiamo che tutte le legislature precedenti sulla legge urbanistica si sono arenate, qualche maggioranza è anche venuta meno proprio al momento di fare una legge urbanistica. Quindi non sono particolarmente ottimista sul fatto che in questa fase si riescano a fare grandi scelte e si riescano a produrre provvedimenti di grande impatto. Naturalmente spero di sbagliarmi. Perfetto, Giuseppe, io ti ringrazio di cuore della tua partecipazione, ci vedremo sicuramente presto. A presto e grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, ci vediamo al prossimo appuntamento, vi chiedo come sempre di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata. Appuntamento dunque alla prossima puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Ciao, buona serata.